Allora, ciao, io sono Francesco di Campobello, io vi voglio dare un consiglio, quello che lo vuole prendere, e anche e soprattutto pure per me, dobbiamo mangiare leggero, e verdura, diciamo, verdura, insalata, e un po' frutta, melone, diciamo pane, di bere molto acqua, e le cose gasate fanno male, perché specialmente per esempio anche la persona deve stare leggero, perché mangiare troppo, perché poi anche soprattutto fa caldo e deve bere uno cose fresche, le verdure abbondanti, insalata, frutta, tutto quello che c'è, però meno diciamo che per esempio anche dalla pasta, se ci mettiamo usare l'alimentazione giusta, perché anche la pasta c'è grasso e fa male la pasta grassa, uno deve mangiare a quello leggero, deve mangiare un pochettino leggero, e un po', diciamo, ogni tanto uno si fa un pochettino di allenamento a correre, a fare allenamento così, a correre, di andare anche in piscina, a nuotare, fare un po' di sport, con le pisa, a mare, messa al sole, a mare che si fa il bagno, tutto. E uno sta energico, la persona di evitare di avere qualche cosa, uno sta sano come un pesce. L'importante è questo, di farsi le curette, di farsi, c'è bisogno di farsi l'analisi del sangue, tutto quello che ci vuole, quelle cose giuste, e la persona sta per bene, perché quando la persona sta così vuol dire che sta male la persona, non è buona così, deve stare bello energico la persona, anche pure per me. Io sono costituzione così magro perché io mai fumato, mai bevuto nessuna cosa, di niente, droga no, non è toccato mai, non li conosco, non conosco nessuna cosa, io sono perfetto, io non ho toccato mai niente della mia vita, di quello che c'è si mangia, si beve, questo, un pochettino d'acqua, acqua abbondante, verdura, questo, e niente di particolare. Ok, ciao, voglio bene a tutte e tutte il resto. Oh yeah!